Noi, che conduciamo una vita regolare, a volte bisogna comprendere il valore di un gesto, di un respiro, di un'esistenza. A volte pensiamo che tutto sia dovuto, che il nostro avere sia scontato, che ogni nostra esigenza sia naturale. Ma si era sempre così convinti di possedere un tale privilegio? C'era un tempo in cui l'uomo a stento si differenziava dall'animale. Pazzia? No. Un progetto escogitato alla perfezione, razionale, lecito, tutt'altro che folle. Prima si negava loro i diritti, dopo si richiudeva la gente nei ghetti, e poi 20 minuti di tempo. Bisognava recuperare il necessario per un lungo tragitto verso l'ignoto. Uomini e donne, perfino bambini e anziani, con la dignità persa, nessuna pietà. Tutti massacrati. Pare che tutte le persone abbiano un nome. Ma cosa accade quando una persona è equivalente ad un numero? Beh, si perde in quell'immenso universo di paura, terrore, disperazione, privo di colori, nessun bianco e alcun nero, niente sfumature di grigi. Il vuoto non percepisce la vividezza dei colori, della vita, ma è trasparente. Conduce un'esistenza forzata. A volte occorre comprendere, perché certi orrori non si ripetano. Tutti abbiamo il compito, il dovere di ascoltare, di imparare, di osservare la storia, di tenere bene impressi nella memoria gli atti di inumanità per garantire un futuro migliore, più sicuro, libero. Perché il mondo che ci circonda è ricco di opportunità, ma al tempo stesso è malvagio. Perché l'uomo è malvagio, anche se ogni tanto si smentisce.